Acqua, acqua, che hai bisogno dell'acqua. Ora, a di mi l'avevo di tante volte, magari le mica troppo simpatiche, uno che dice ah io l'avevo detto, però diciamo che io nei miei video avevo segnalato il fatto che quest'inverno fosse abbastanza asciutto. Un video dell'8 dicembre, all'8 dicembre avevi notato che era fiuca proprio appena la fioca fiora de gesa. Dopo vi avevi fa un bel video a un micetto, a un gattino che ha trovato l'acqua piovana, e questo fu il 14 febbraio. San Valentino, Santo Cirillo e Metodio, giornata, però quello fu una specie di avvenimento perché appunto venne giù un po' d'acqua e qui individuai un gattino che si era trovato a bere in una pozza d'acqua. Dopodiché notai che era tanto tempo che non pioveva, e quei di dopo, il 20 di febbraio, avevi fa un pregà per la pace e ad petendam pluviam. Quindi stiamo parlando di febbraio, stiamo parlando di 5 mesi fa, e dicevo che sì, che la pace è importante, c'erano i problemi di conflitti incombenti, però dicevo non sottovalutiamo questo fatto della siccità. E avevo ricordato la poesia Il curat vege de Pinsan del Giuseppe Rotunt, dove diceva che era sto curat che suggeriva, raccomandava di pregare Duma quando si vedeva una qua in nuvoletta. Molto ironica questa poesia, l'avevamo letta, di Giusefatte, e anche lì non mi sembra che ci fosse grande attenzione a questo. Io modestamente feci dire una messa ad petendam pluviam in quel periodo, ai principi di marzo, e dopo un po' arrivammo al momento in cui ci fu il Seveso, che si vedeva che scarseggiava d'acqua, e io fui felice. Questo video diceva il Seveso gancamò un po' d'acqua, ten dur, che magari la ribancamò, purtroppo le minga sta in sci. E all'unità dell'Angel hai fatto il video che ho scritto che bello il Seveso con un po' d'acqua, perché avevo notato che appunto aveva ancora un po' di acqua. Questo fu il 18 di aprile. Allora, io avevo già detto nei video addirittura di più di un anno fa, partendo con l'età della raison, e poi al mese di dicembre che avevo cominciato i discorsi con Teshur Carrera. Vedi, per carità, fare le osservazioni agli altri è sempre molto facile, bisognerebbe mettersi in prima persona. Purtroppo questo fatto della siccità è andato avanti ancora, e chissà la situazione dei ghiacciai. Io conoscevo un collaboratore del giornale dove lavoravo a Città Nostra, che circa già 30 anni fa diceva che la situazione dei ghiacciai stava per peggiorare, andava peggiorando. Questo è il Monte Rosa. Vediamo delle immagini che ho fotografato 2 anni fa. Questa è la zona dove c'era ghiacciaio, c'era neve, e pian piano si va ritirando. Ecco, e purtroppo noi ci augureremmo di avere ancora queste montagne con questa neve, ci auguriamo, speriamo, però oltre che sperare bisognerebbe fare 2 cose. Una è prendere dei provvedimenti, e non mi sembra che se ne siano stati presi. Certo,
ormai desdi fa il governo la dicerà lo stato di emergenza in diverse regioni, soprattutto quelle nostre della Valle Padana, e ciumbia stato di emergenza adesso dopo mese e mese, che è più quasi più, con il Po che è in sofferenza, con i laghi che sono al minimo, con corsi d'acqua ridotti a delle pietraie. Cosa possiamo fare se non piove? Bisognerebbe pensarci un po' prima, magari costruire dei bacini dove raccogliere acqua piovana da tenere per l'irrigazione, difendere il più possibile il territorio, non continuare a cementare e a costruire. Insomma, quei provvedimenti che chi governa dovrebbe prendere. Ripeto, è facile fare osservazioni, è facile dire dovrebbero fare, dovevano fare, però io dico solo appunto che la situazione è drammatica. E l'altra cosa è, per chi crede, pregare, ma mica come faceva il Vesh Curate de Pinsan, che aspettava la nuvoletta, perché diceva, insomma, bisogna essere troppo riscià, e invece bisogna riscià. Io ho visto che alcune parrocchie, diocesi si sono mosse, qualcuno, non vedo però questa grande tensione, almeno non mi pare dappertutto, questa fiducia che almeno i credenti dovrebbero avere. Certo, uno dice ci aspettiamo che possa piovere prima o poi, sono già settimane che stanno dicendo che arriverà un'ondata di caldo, che il prossimo settimana sarà quello più torrido, ma andiamo avanti così, e quindi in attesa che piova e che siamo capaci di gestire meglio anche il nostro territorio, mi dici che pregare è una roba necessaria. E in un prossimo video metterò appunto una preghiera. Per adesso, con questa fotografia qui di una montagna fra i più bei che gem, velassi, e chi può e prega, e chi no, insomma, che spera che piova. Ciao a tutti.